Noi Chiesa Diocesi Liguri. Iniziamo raccontandovi la gioia della Chiesa Ligure per aver accolto 4 nuovi sacerdoti nella solennità di Pentecoste. Iniziamo da Genova, dove padre Marco Tasca ha ordinato presbiteri, don Davide Pone e don Stefano Cicciotti, e poi ci spostiamo a Chiavari, dove Monsignor Giampio De Vasini ha ordinato presbiteri, don Emiliano Malia e don Fabio Torri. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Don Davide Pone. Eccomi. Don Stefano Cicciotti. Eccomi. Entrambi di questa arcidiocesi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato. La risurrezione del Signore Gesù è la consacrazione dell'abbassamento del Figlio. Il Figlio si abbassa per far risplendere l'amore di Dio nel mondo. È interessante questa dinamica al mondo completamente sconosciuta. L'abbassamento del Figlio per far risplendere l'amore di Dio nel mondo. È davvero bello oggi ricordarci questo e davvero fare questo augurio, primo augurio a Stefano e a Davide, che sentono sempre di più di seguire Gesù Cristo sulla via dell'abbassamento che Lui ci ha insegnato, che non dobbiamo inventarci noi. Gesù si presenta mostrando le cicatrici della passione. È risorto, è glorioso, è alla destra del Padre, ma si presenta con le cicatrici delle ferite della passione. È davvero, credo, molto confortante questo. Non ha paura di presentarsi con le ferite della sua passione, perché sa che sono nella gloria, sono glorificate. E allora questo è davvero il secondo augurio che faccio a te Davide e a te Stefano, che sempre più sappiate leggere le inevitabili cicatrici della vita, che sappiate leggere davvero con gli occhi della fede, come Gesù le ha presentate, perché sa che sono sanate dall'amore del Padre e questo gli basta. Abbiamo sentito nella prima lettura questa comunione, la comunione che si realizza nella lode, quello che magari gli uomini cercano come unità e coesione per vivere felici in 1000 maniere, col dominio e la forza, basta pensare a Babele. Lo Spirito lo realizza nella comunione dell'unica lode, comunione dell'unica lode. E nella fatica dell'armonia fra le differenze. Ecco il terzo augurio che vi faccio, è quello di essere presbiteri segno di comunione.
È l'immagine di una chiesa pentecostale che parla tante lingue e unisce esperienze diverse, quella che si respira nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. 2 giovani iniziano insieme il loro cammino sacerdotale, proseguendo un percorso iniziato in luoghi e nazioni diverse. Don Emiliano Malia proviene da Lusnia in Albania, un paese a minoranza cristiana, dove però soffia il vento dello spirito. Per me è stato veramente un piacere essere presente in questa cerimonia, non soltanto perché un giovane diventa presbitero, ma questo giovane proviene proprio dall'Albania meridionale, una terra dove la presenza dei cattolici è molto minima. Lui proviene da Lusnie, un paese dove i cattolici, pur essendoci una chiesa, i cattolici sono proprio pochi. È un segno di un risveglio spirituale che già da tanti anni è presente in questa parte del paese, tante conversioni, tante persone che accettano di compiere un cammino spirituale, molti di loro anche al battesimo. L'ordinazione sacerdotale di un ragazzo, di un giovane che viene da questa terra è un segno della provvidenza di Dio e della presenza di Dio in mezzo a noi. La conversione per Emiliano viene maturata in famiglia, in particolar modo seguendo la sorella Isaura, attratta dalle coetanee cattoliche che seguono il catechismo. Allora è iniziato tutto quando io ero piccola e avevo iniziato appunto a seguire un po' le mie amiche che andavano a catechismo perché mi incuriosiva la cosa, erano sempre felici e allora mi sono incuriosita anch'io e ho visto un po' l'ambiente. Subito dopo anche lui mi ha seguita per vedere come mai io fossi così felice e credo la gioia sia stata la cosa principale che l'abbia portato a scegliere questa strada. Che lo conosci bene, che sacerdote sarà Don Emiliano? Io sono, come si dice, molto orgogliosa di questa cosa perché è un bravo fratello e penso e ne sono certa che sarà un bravo sacerdote. Io felice, io contenta per mio figlio. Ho passato veramente un po' di tempo difficile così adesso. Scusa che mi vengono anche parole italiane, anche un po' di albanese, però sono veramente emozionata e siamo contentissimi per i miei figli. Che tipo di persona è suo figlio? Lo dica pure in albanese. Lui è un figlio d'oro, veramente un figlio che non so, anche io sì, ho cresciuto un figlio con educazione come tutte le mamme, però lui è andato di più di crescere in modo... Non lo so, sono veramente emozionata, scusa però. Ringrazio soprattutto mia sorella, che è stata un po' colei che mi ha un po' introdotto in questo cammino, che oggi diciamo si è incoronato così con il presbiterato, no? È stata un po' lei, diciamo... È stato lei un po' il mio Giovanni Battista, diciamo, che mi ha mostrato un po' la strada, ecco. E in fondo un grazie va a te, amico mio, che ci sei sempre stato, per tutte le cose, un amico vero, compagno di viaggio, e su questo veramente mi ritengo fortunato di condividere questo giorno così importante con te. E veramente sappi che ti voglio tanto bene. Per Don Fabio Torri la formazione cristiana nasce in parrocchia Santa Maria Assunta in San Siro, nella diocesi di Como, un seme che germoglia quando ormai la vita sembra essere indirizzata in un'altra direzione, da bancario a prete. Lo abbiamo accompagnato anzitutto con la nostra preghiera e con la nostra vicinanza affettuosa e poi anche con la vicinanza fisica, oggi facendo un pullman per venire qui, per anche accompagnarlo con le altre persone che sono giunte qui a Chiavari autonomamente in questi giorni. Che sentimenti vi legano a Don Fabio? Sentimenti di grande affetto perché ci sono delle persone che l'hanno visto crescere, hanno visto muovere i primi passi nella fede e anche nell'impegno pastorale nella nostra parrocchia, quindi è una grande gioia.
Lei lo conosce da 6 anni, da quello che lei ha visto, che sacerdote sarà? Per chi non lo conosce ancora? Per chi non conosce Don Fabio, sarà un sacerdote molto attento anche alle relazioni umane, come anche attento alla vita di preghiera, molto sensibile, però anche al tempo stesso molto aperto a quelli che possono essere le risposte ai problemi che oggi l'uomo pone alla Chiesa. Un dono anche per la sua parrocchia d'origine, che festeggerà il sacerdote Novello. Una bella cerimonia, siamo stati molto contenti, molto emozionante. Insieme a tutti i nostri amici, conoscenti, parrocchiani e tutti del nostro piccolo paese, siamo stati onorati dalla loro presenza. Lei che conosce bene suo figlio, che tipo di sacerdote sarà? Ma non lo so, lo vedo sempre molto disponibile, molto aperto verso tutti gli altri. Poi vediamo, non lo so. Fino adesso si è comportato veramente molto bene, vedo che tutti i suoi superiori, i suoi compagni così, sono stati tutti contenti. In famiglia come festeggiate? La nostra famiglia è tutto qua, adesso festeggeremo anche la settimana prossima nella nostra parrocchia di Santa Maria Assunta, che il nostro parroco Don Michele ha organizzato una bella festa, con l'entrata in paese, la prima messa e tutte le cose. Perciò sarà un'altra bella festa, un'altra bella giornata insieme a tutti gli amici e i paesani nostri. Per i due giovani preti tante emozioni ed una preghiera da rivolgere al Signore nel raccoglimento dopo la festa. Io a sto punto partirò ringraziando i fiori, le candele. Caro Vescovo, sono stati 6 anni belli e felici, poi sono entrato in seminario. Ho capito che non bisogna essere pazzi per entrare in seminario, ma di certo aiuta, quindi. E poi, infine, una preghiera che facevo da piccolo era molto semplice. Era questa: Signore, tienimi una mano sulla testa. Oggi di mani in testa ne ho ricevute molte, ne mancavano 2. Mancava la mano di Don Franco, che mi ha accompagnato a entrare in seminario, e non ce l'ha fatta a essere presente oggi, perché 4 mesi fa come oggi celebravamo il suo funerale e desiderava tanto essere qui, ma ti dico, Don Franco, che tu c'eri oggi, nelle mani di tutti tu c'eri. Grazie. Sì, io arrivo da un'esperienza lavorativa che mi ha portato qua sulle rive del mare, a Chiavari. Sono arrivato nel 2014, allora vestivo diversamente, vestivo una cravatta, oggi vesto invece da prete, e questo è il passaggio che lo sento buono e lo sento bello, l'aver trascorso un periodo della mia vita lavorando, ossia essere a contatto con la realtà che ci accomuna tutti, dalla strada alla necessità, alla famiglia e anche al bisogno e al sostegno. Questo lo credo importante per un lavoratore, lo credo importante per la vita di un prete. Saper stare con la gente a 360 gradi, con tutte le necessità, con tutti i bisogni che la gente ha. Che giornata è stata oggi con tante persone presenti a salutarti? Oggi è stata una giornata piena di gente, piena di gente che vediamo, ma piena anche di emozioni che mi porto dentro. Una emozione in particolare non la so dire, però c'è tante cose, sento che ogni emozione che oggi è entrata in gioco, dalle più disparate, però poi si sono compiute, si sono realizzate ai piedi dell'altare, e questo è bello. Questa sera, quando terminerà un po' il clamore di tutto e sarai nel silenzio, diciamo, che cosa dirai al Signore? Risuonerà una parola, quelle dette dal Vescovo durante l'omelia, che dalle povere mani come le sue ha ordinato 2 preti, e allora guardo un po' le mie mani povere,
che un giorno consacreranno, cioè un giorno, da domani, consacreranno il pane e il vino e pensarmi benedetto è per me benedizione per gli altri. Quello che porto nel cuore sono soprattutto i ragazzi che mi hanno accompagnato in tutte le comunità dove ho svolto servizio, dove mi sono sentito accolto, dove ho visto tanti volti giovani e che veramente sono la speranza della nuova Chiesa, quindi abbiamo bisogno di una Chiesa attraente e questa Chiesa attraente sono i volti dei giovani. In particolar modo le emozioni che provi oggi, alle tante persone presenti, anche la tua famiglia giunta da lontano. Sì, sono arrivati tanti miei parenti dall'Albania, poi anche il vescovo di Valona è venuto, quindi era partecipe alla celebrazione. Sono momenti belli di vicinanza e quindi anche i volti, diciamo, quelli di famiglia che sono i più cari, averli qui mi ha reso anche più felice, ecco, quindi li ringrazio molto anche per la loro presenza che sono stati oggi, ecco. Quando questa sera si sarà spento un po' tutto il clamore, sarai da solo nel silenzio, che cosa dirai al Signore? Beh, solo ringraziare per il dono della vita, per il dono di avere una famiglia così, con diciamo, le cose belle, magari anche diciamo, le fatiche, però sono parte della vita, quindi ringraziare il Signore per tutti questi doni che ho ricevuto oggi e per tanti volti che sono stati oggi presenti, li porto nel cuore, quindi una preghiera diciamo, silenziosa ma piena e ricca di volti di persone. Qual è l'aspetto straordinario della tua famiglia che ti ha seguito in questo straordinario, incredibile percorso? Beh, direi che è un percorso un po' con tante sfaccettature, iniziando dalla mia conversione, quindi già noi siamo 3 fratelli, in una famiglia musulmana e tutti e 3 siamo stati convertiti, e quindi per capire per 2 genitori musulmani avere 3 figli cristiani non è facile e poi pure uno diventa prete, quindi è diciamo, il clamore della cosa, però no, sono stati veramente molto felici e veramente mi hanno accompagnato e quindi sono stati molto vicini al mio cammino ma anche quello dei miei fratelli, quindi non ci hanno posto un limite e su questo non perché sono i miei genitori ma soprattutto per diciamo, la libertà che loro ci hanno dato e questa libertà è veramente un dono del Signore perché se non c'è una mano del Signore non saprei diciamo, tradurla con delle parole più semplici e altre. Ora ripercorriamo le celebrazioni di Pentecoste nelle diocesi della Liguria con i nostri servizi. Verte sui 3 cantieri di Betania la riflessione del Vescovo nella veglia di Pentecoste presieduta in cattedrale a Chiavari. Una pagina di Vangelo quanto mai attuale nel contesto della seconda tappa della prima fase del cammino sinodale, quella dedicata all'ascolto. Il primo cantiere è quello della strada e del villaggio. Intercetta, ha spiegato Monsignor De Vasini, l'istanza di comunità che non siano delle tane ma aperte e che abitino dentro i villaggi. Cercare di creare le condizioni perché le persone si possano esprimere con i loro linguaggi, che tante volte non sono i nostri. L'ecclesialese non funziona fuori delle nostre comunità. Il secondo cantiere è quello dell'ospitalità e della casa, quindi di una comunità fatta di relazioni autentiche, accoglienza cordiale e libera da pregiudizi. Sì, c'è urgente bisogno di una Chiesa preoccupata meno della organizzazione e più della relazione, meno della conservazione e più dell'annuncio, meno delle strutture e più delle persone. Il terzo cantiere è quello delle diaconie e della formazione spirituale, vivere il servizio secondo il cuore di Gesù per il vero bene di tutti e di ciascuno. Indispensabile è l'ascolto della parola di Dio e di quella dei fratelli, specialmente se sofferenti o nelle varie povertà. Il servizio o si radica nell'ascolto o diventa prestazione ansiosa. Qualche volta le nostre comunità sono poco attraenti perché sono affannate e lamentose.
Consegne rinnovate nel giorno di Pentecoste durante l'ordinazione dei 2 presbiteri, ai quali è affidato il compito di concorrere a generare una Chiesa che sempre più profumi di Vangelo. Siamo qua insieme per vivere questo momento di veglia, la grande veglia della Pentecoste. Lo Spirito di Dio, siamo abbastanza abituati a conoscerlo perché non fosse altro, lo ripetiamo ogni volta che facciamo il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre, ce ne ha parlato Gesù, ha lasciato a noi una preghiera grande da rivolgergli e poi per la sua figura di paternità in fondo lo sentiamo anche molto vicino. Il Figlio ha la sua concretezza proprio nella figura del Signore Gesù, che facendosi uomo come noi assume la nostra storia, la nostra parola, i nostri gesti e la nostra vita. Lo Spirito rimane una figura fondamentale, però decisamente meno direttamente coinvolgente, perché quando diciamo il Padre tutti ci rivolgiamo a Lui, quando parliamo del Signore Gesù abbiamo ben chiaro di che cosa stiamo parlando. Lo Spirito in effetti ha in sé un po' questa sorta di misteriosità. Innanzitutto dobbiamo ricordarci che lo Spirito è Dio stesso. Dunque non si tratta di una forza, di una semplice potenza, né di qualche cosa di strano che aleggia su di noi. È Dio stesso, quel Dio che noi crediamo uno in 3 persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, tutto questo noi lo vogliamo vivere per poter dare quel noi della testimonianza che proprio lo Spirito permette nei nostri cuori, perché ci convoca come popolo, ci illumina per camminare insieme, ci fa entrare nel noi della Chiesa. Ecco, allora quello che noi stasera stiamo insieme pregando, celebrando, non è qualcosa lontano da noi, non è qualcosa che misteriosamente avviene e poi sparisce, ma è veramente quel dono del risorto che sta con noi, vive con noi, ci permette la comunione col Padre e col Figlio, ci rende figli e ci permette di fare il cammino verso la pienezza della nostra santità. Anche la diocesi di Tortona lo scorso weekend ha celebrato la solennità di Pentecoste. Sabato sera in cattedrale il vescovo Monsignor Guido Marini ha presieduto la solenne veglia concelebrata da molti sacerdoti diocesani e religiosi. Quante volte, anche per noi, lo dobbiamo riconoscere, Gesù appare distante, oppure lo trattiamo come un grande filosofo, sapiente, o come un grande maestro di vita da imitare, e non lo trattiamo come il vivente che è presente qui in mezzo a noi, sempre, come lo è adesso, con i suoi occhi che con amore incrociano i nostri, con il suo volto luminoso che ci affascina perché è vivo ed è risorto, con il suo cuore che palpita e batte per le nostre vite, con la sua presenza che ci salva e ci redime, con il suo essere, l'amore con la A maiuscola, che cammina con noi. Quante volte rendiamo Gesù un insieme di valori? Quante volte rendiamo Gesù un messaggio? Non è un insieme di valori,
non è un messaggio, non è un maestro, è il vivente, il Salvatore e il Redentore, colui che ci dà la vita e senza il quale non possiamo vivere e col quale ogni giorno viviamo un'esperienza splendida di amore. Lo Spirito Santo opera questa trasformazione da uomini e donne che alla fine sono tristi perché si relazionano con qualcuno che non è, a uomini e donne che sono esultanti perché sanno di essere in relazione con colui che è il risorto, il vivente, che non muore più e che è il segreto della riuscita della nostra vita. Domenica mattina, poi, sempre in cattedrale, il presule ha presieduto il pontificale che, ricordando la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, chiude il tempo di Pasqua. Vieni, Santo Spirito. Oggi questa invocazione, con tanta fiducia e anche con tanta gioia, risuona sulle nostre labbra ed è presente nel nostro cuore, perché è Pentecoste. Vieni, Santo Spirito. E questa invocazione risuona sulle nostre labbra ed è presente nel nostro cuore, facendo eco alla parola di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Una parola bellissima, perché Lui, il risorto, si presenta agli apostoli, ai discepoli e dice: ricevete lo Spirito Santo. E questa parola antica, detta agli apostoli e ai discepoli, è una parola nuova, che oggi qui risuona in mezzo a noi. Ed è il Signore presente vivo che la ridice ancora una volta a ciascuno e a questa nostra Chiesa. Ricevete lo Spirito Santo. È una parola bellissima ed è un dono straordinario, perché Gesù dona a noi oggi colui che è l'amore, con la maiuscola. La solennità di Pentecoste è stata anche l'occasione per lanciare il grande evento ecclesiale della Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà quest'anno a Lisbona, a cui parteciperanno centinaia di migliaia di giovani da ogni parte del mondo. In particolare in Liguria c'è stata una celebrazione molto partecipata al Santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova, dove i ragazzi e le ragazze che parteciperanno alla GMG hanno vissuto la veglia di Pentecoste ascoltando alcune testimonianze e le parole dell'Arcivescovo. Ogni barriera che spegne il sorriso
quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. 2 cose che mi hanno colpito un po' ascoltando le esperienze, che collego un po' al Vangelo dell'ascesa dello Spirito Santo. Quando i discepoli vedono Gesù, che è risorto, lo vedono ancora con le ferite, sulle mani e sul costato. Ma come? Questo Gesù è risorto, pienezza di vita, pienezza di resurrezione, sta col Padre su e giù. E come? Ci sono ancora le ferite. Le ferite le vedono bene i discepoli. Credo che sia una cosa bella davvero il nostro Dio, che non è un Dio venuto a risolvere i nostri problemi. Meno male, ma a dare un senso a queste ferite, dare un senso a queste ferite sulle mani e sul costato. Tutti noi abbiamo le nostre ferite, la nostra vita, grandi, piccole, medie, interessanti, non interessanti, ma noi conosciamo bene le nostre ferite, quanti sforzi, quanta fatica facciamo per nascondercele e per nasconderle. Perdiamo un sacco di energie a nasconderci le ferite e a nasconderle. Gesù pare proprio che non sia il suo problema più importante. Fa vedere le sue ferite e fa vedere da risorto. Cioè, non so chi diceva prima, sì, noi perdiamo, no, non è vero, usiamo tanto tempo a conoscerci, e la mia storia, e i miei dati positivi, e le mie... per amor di Dio facciamo anche questo. Ma come mi vede il Signore? È molto più importante questo di come mi vedo io. Come mi vede il Signore? Cosa pensa di me il Signore? Forse se dedicassimo più tempo a questo, credo che davvero avremmo una vita molto più bella, molto più bella. Il mito che credo che tante volte consciamente o inconsciamente cerchiamo, un po' il mito della perfezione. Le ferite fanno cadere questo mito. Per questo io stasera auguro a me stesso e a tutti voi davvero che il Signore ci faccia vedere con i Suoi occhi le nostre ferite, non con i nostri occhi, ma con i Suoi.
occhi ed è questo che ci interessa. E i suoi occhi sono occhi di chi ci vuole bene, di chi si prende cura di noi. Credo che sia un gesto molto liberante. Noi crediamo in un Dio e tutti lo sappiamo, che ci vuol bene per quello che siamo, ma il problema non è Dio, e siamo noi. Che delle nostre ferite facciamo un mito. La cosa più importante della mia vita è quello che mi manca. Davvero chiediamo questa grazia al Signore, davvero per chi si è sposato, per chi si sta sposando, per chi è a servizio e si prende cura dei più fragili, per chi domani sarà chiamato ad animare la comunità cristiana per quello che è, non per quello che a me piacerebbe fosse, per quello che è. Il Signore ci invia come preti ad animare la comunità per quello che è. Davvero quindi la preghiera è proprio questa, che tutti noi amiamo le nostre comunità per quello che sono, la mia associazione, il mio gruppo, il mio vicariato, la mia parrocchia per quello che è, non per quello che a me piacerebbe fosse. E davvero questo è l'augurio che faccio anche a Stefano e Davide, che sentano davvero quanto anche le comunità vogliono bene a noi preti. Ed è bello sentire questo, che ci vogliono bene. Ed è l'augurio che gli faccio, davvero, che sentano sempre più fortemente questo bene. Preghiamo per loro, ma anche per questo povero vescovo che domani farà una cosa che è un po' particolare, insomma. Sì, è vero, noi crediamo che lo Spirito Santo, io metto le mani in testa e tutto funziona. Per carità, noi ci crediamo a questo. Ma davvero che sia un momento davvero anche per il Vescovo, un momento di grande grazia. Per questo si preghiamo loro due, per carità. Anche per questo povero Vescovo che a volte ha qualche preghiera, penso che faccia solo bene. A tutti voi buon cammino. 8. Pensi infinito, vivi nell'amore. I 14enni sono amati da Dio e quindi vi regaleremo questa bellissima maglietta che dice questo: Dio mi ama o non mi conosce o è davvero Dio. Anche per voi una maglietta della pastorale giovanile. Sposatevi e siate liberi per amare senza fine. Per voi non c'è una maglietta naturalmente, ma un grembiule segno di servizio con il logo della pastorale giovanile ci insegni che amare è servire. Un bellissimo canto, la GMG. Chi è che viene a Lisbona di voi? Tutti a Lisbona! Senza dubbi lei sa dove andrà, Maria fanciulla, di fretta ora lascia la casa e corre ai monti del sud, ad Elisabetta e porta a Gesù, santità, unità. Tu sei benedetta, Dio abita in te, spero sia detto a me, perché tu hai creduto, felice sarai. Correrà, alziamo le braccia, in fretta si va, con Gesù non siamo soli mai più smetteremo di Ora andiamo a Savona, dove prosegue, addentrandosi in quelle che sono le sue tappe finali, il cammino del Sinodo diocesano. Chiesa di Savona, prendi il largo confidando. È stata approvata la prima parte del Liber Synodalis.
60 articoli approvati su 60, un consenso corale con pochi pareri contrari ha suggellato la prima delle votazioni con cui il Sinodo diocesano di Savona sta dando forma al suo libro. Nella 10ª assemblea culminata con la veglia diocesana di Pentecoste in cattedrale è stata approvata la bozza della prima parte del documento finale, i capitoli dal 2 all'8, frutto dei lavori delle commissioni nel primo anno. Con l'approvazione del testo, che attende ora la sua stesura definitiva, è iniziato il conto alla rovescia verso la conclusione del Sinodo, le sessioni dalla 11 alla 14 fra ottobre e gennaio e la promulgazione del Liber Sinodalis il 17 marzo, domenica vigilia della festa patronale della Madonna della Misericordia, nel santuario a lei dedicato. Prima di procedere al voto, l'Assemblea ha ascoltato gli interventi di 3 membri della commissione che ha redatto il testo inviato ai sinodali nei giorni precedenti. Sono stati spiegati i criteri con cui è stato rielaborato l'abbondante materiale prodotto da commissioni e sessioni assembleari arricchito da contributi esterni di parrocchie e associazioni. Don Antonio Ferri ha spiegato che la fedeltà ha dovuto coniugarsi con la necessità della sintesi, ma questo non ha impedito che ne uscisse un testo di grande qualità per la diocesi. Il teologo Andrea Grillo ha evidenziato lo stile del lavoro svolto, che ha preso spunto da recenti esperienze sinodali come quella dell'Amazzonia, e l'esigenza di continuare il cammino mantenendo il volto inquieto e la capacità di discernimento che Papa Francesco chiede alla Chiesa. Quella che emerge è una grande speranza, ha aggiunto Eleonora Raimondo, è un documento che va vissuto e che diventerà reale nel dopo sinodo. Il vescovo Gero Marino ha descritto il percorso del sinodo come un evento spirituale ed ecclesiale e ha spiegato che il suo scopo fondamentale è arrivare al consenso nella fede attraverso il dialogo, nel quale i diversi punti di vista convergono verso un punto di vista superiore. Gli interventi prima del voto hanno fatto emergere osservazioni di vario tipo ribadite nel pomeriggio. C'è stato chi ha chiesto di rendere il linguaggio del documento più accessibile, chi ha auspicato l'eliminazione di ridondanze e ripetizioni, chi ha postulato una più chiara distinzione dei livelli diocesani vicariale e parrocchiale nella parte normativa, chi ha avvertito l'esigenza di un accompagnamento successivo alla promulgazione del libro sinodale con il coinvolgimento delle realtà locali, immaginando anche una sorta di votazione parrocchiale delle norme sinodali. Il vescovo ha osservato che la cosa più importante è che sia trasmesso il sogno di Chiesa che soggiace al cammino sinodale e al suo documento. La Commissione per la redazione dei testi ha preso atto delle osservazioni e ha garantito che se ne terrà conto per migliorare il documento approvato nel corso dell'Assemblea. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.